Carcere al collasso, troppi detenuti in una giustizia che stenta a fare giustizia. Il governo lancia l'idea dell'indulto o dell'amnistia, un sistema rapido per cercare di liberare strutture obsolete e al contempo rispondere all'Europa che ci chiede di dare dignità a chi sta in carcere. Un'opzione alla quale dice no il procuratore generale Pietro Calogero nella sua relazione in occasione dell'odierna apertura dell'anno giudiziario 2014. Ambedue rimedi non sembrano appropriati. Gli fa eco il presidente della regione del Veneto Luca Zaia che guarda proprio alle vittime dei reati e alla loro reazione. Ci sono le vittime di questi aggressori, le persone stuprate, le persone aggredite che hanno diritto ad essere rispettate, quindi noi siamo per fare nuove carceri, siamo per utilizzare le caserme dispense per fare carcere e non per liberare i carcerati, anche perché se uno è in carcere vuol dire che ne ha combinate veramente tante, perché in Italia è difficile andare in carcere. La giustizia in Veneto è in uno stato disastroso. L'anno giudiziario 2014 appena inaugurato si porta dietro le problematiche ormai annose di anni e anni di riforme mancate, abbozzate o a metà. Lo stesso procuratore Calogero nella sua relazione ne stigmatizza le anomalie. Le anomalie più gravi sono, come è arcinoto, le prescrizioni dei reati e le lentezze dei processi, che vulnerano le garanzie di generalità, di effettività e di ragionevole durata della tutela. Nel mirino anche la riforma che ha portato gli accorpamenti dei tribunali di Bassano con Vicenza e di Este con Rovigo. Al risparmio governativo si è contrapposto un non adeguamento della pianta organica ed un raddoppio della richiesta di giustizia, con inevitabili allungamenti dei tempi. Una giustizia in affanno con arretrati rilevanti. Nel penale i procedimenti archiviati dalla Corte d'Appello sono il 44%, ma più pesante è la situazione nel civile, dove vengono definiti processi datati 2009. La carenza del personale fa il resto, 30% tra il personale amministrativo. In Corte d'Appello vi è un giudice ogni 90.000 abitanti, nei distretti uno ogni 10.000. Non è mancato infine un attacco duro alla politica. Queste problematiche che sono di fondo e che sono irrisolte continua a perdurare, ecco questo è inquietante, l'inerzia del potere politico.